5 candidati sindaco per Castelfranco Veneto: Andrea Bambace, Claudio Beltramello, Gianni Fiscon, Tiziana Milani e Stefano Marcon. Questa sera conosciamo gli ultimi 3 candidati. Mi candido a sindaco perché penso mi sono messo a disposizione per raccogliere i frutti di quel che abbiamo seminato in questi 5 anni di governo. Ho 10 anni di esperienza, ripeto, ho fatto 5 anni il consigliere d'opposizione e questi 5 come maggioranza da vice sindaco. Ci chiedono come prima cosa di combattere contro l'immobilismo. Basta sacrifici, basta austerità, stop alla politica del non si può fare, benvenuta, abbiamo detto noi, alla politica del come si può fare insieme. Vogliamo dare a Castelfranco una nuova alba, vogliamo crescere insieme alle forti potenzialità che questa città sicuramente ha, investendo sulle 3 I che sono istruzione, innovazione e impresa. Da qui vogliamo partire. Sicuramente gli impianti sportivi, è una necessità ormai che Castelfranco non può più aspettare, per i giovani ma per tutti quanti. Poi il sociale, dove Castelfranco sta dando molto ma deve dare di più, e poi il lavoro, perché non sono gli euro sportelli e non sono soltanto i fondi europei che risolvono i problemi. Sappiamo che solo un'azienda su 6.000 riesce ad ottenerli perché sono molto complicati. Dobbiamo fare qualcosa di immediato e noi con il municipio web, con le agevolazioni che diamo attraverso questa nuova piattaforma e con l'applicazione che abbiamo già presentato, sappiamo di dare qualcosa di concreto e immediato. Votate per me perché il giorno dopo dell'insediamento saremo pronti, abbiamo l'esperienza necessaria, mi ripeto, e abbiamo già le idee chiare. Sul bilancio di previsione del 2015 saremo già pronti senza perdere tempo, sapendo cosa dobbiamo fare, punto. Abbiamo volutamente non fatto il bilancio di previsione per lasciare l'opportunità a tutti di dare lo spazio alle proprie idee. Certo è che se lo facciamo noi le abbiamo già chiare, gli altri perderanno del tempo. Votare per me significa votare una squadra di persone che nonostante la crisi della politica si sono messe in gioco. Siamo persone cariche di entusiasmo, di forza, perché sono convinta che in questo momento di crisi e di fragilità collettiva quello che deve fare un sindaco è farsi carico delle ansie, delle aspettative, delle speranze dei propri cittadini e avere la capacità di dare un'iniezione di fiducia e di dare vita ad un movimento positivo. Siamo certi che riusciremo a governare questa città, come questa città si merita, senza i partiti alle spalle che ci dicono cosa dobbiamo fare, ma semplicemente con voi che ci trovate giorno per giorno in strada e ci direte quello che dobbiamo fare. Vi ascolteremo sicuramente.